Il problema dei quadri è dire, se tu non mi dai delle risorse, non mi stai dando niente, oggi noi non possiamo mettere niente nel bilancio di previsione del prossimo anno e di conseguenza dobbiamo attrezzarci con le nostre fatiche, nostre vuol dire noi cittadini. E io gliele ho dette chiare, e se Franceschini dice che non si può, che è una cosa da togliersi, non possiamo vendere un quadro di Chagall, non si capisce da dove nasca, questo non si può, ci dica da dove dobbiamo tirare fuori le risorse per salvare gli stucchi, per salvare i monumenti, per salvare i masegni, per salvare le rive, per pulire, cioè scopare la città con un delta di costo, un maggior costo, parlo sempre del centro storico di Venezia, di 30 milioni di euro. Ce lo dica, perché i nostri bambini non hanno più la carta igienica nelle scuole, ci arriva acqua dai tetti e ci sono le associazioni dei bambini abituate, alcune che fanno asili eccetera, a volere le risorse che venivano date allegramente come se nulla fosse cambiato. Siamo assolutamente a zero sulle manutenzioni. Questo è quello che ho raccontato a Renzi, l'ho spiegato al governo, l'ho detto a Galletti, l'ho detto alla Pinotti, abbiamo spiegato la situazione. Venezia è una città che vuole vivere e si aprirà al mondo, vuole essere comandata dai veneziani che hanno idee, hanno passione, hanno cuore, ma siamo stanchi di sentirci dire le solite cose, per cui non vogliamo promesse. Quando e se vedremo quello che fanno. Noi ci fidiamo del nostro governo, ci fidiamo della regione, però oggi come oggi Venezia la stanno salvando i veneziani.